benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Si avvicina il Capodanno e si intensificano i controlli delle forze dell'ordine. Maxi sequestro di botti illegali a Messina, Palermo e Catania. Rivolta nel carcere Cavadonna di Siracusa, i disordini documentati con il cellulare da uno dei detenuti. Come cambierà il volto della città di Catania? Ha presentato il piano di riqualificazione degli immobili pubblici, dalla cittadella giudiziaria al Castello Ursino. Entrano in servizio a Palermo 100 nuovi vigili urbani, un presidio contro l'emergenza sicurezza. Tolto il figlio di 10 anni a una delle amanti di Matteo Messina Denaro, il bambino inserito nel protocollo Liberi di scegliere, a cui potranno aderire anche i genitori. Avrebbe depistato le indagini sull'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella. Per questo l'ex prefetto Piritore resta ai domiciliari. Tutto pronto al Teatro Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno, in programma il 1° gennaio alle 19. Sarà trasmesso in diretta su Antenna Sicilia, in replica su Telecolor e in streaming su Sicilia Web. Calcio, il Catania pensa alla trasferta di domenica a Foggia, mentre la dirigenza lavora al mercato di riparazione. Attesi a breve un paio di colpi per rafforzare la rosa. Capodanno ormai è vicino e si moltiplicano i sequestri di botti illegali, scoperti anche cantinati e depositi abusivi. L'appello delle forze dell'ordine: fate attenzione, è merce molto pericolosa. Sentiamo Tonino De Mana. Si avvicina a grandi passi il Capodanno e si intensificano gli sforzi di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia che in tutta la Sicilia stanno effettuando controlli e sequestri contro la commercializzazione abusiva di fuochi e articoli pirotecnici. La Guardia di Finanza di Messina, in diverse operazioni, ha sequestrato oltre 100.000 artifizi pirotecnici, peso 4 tonnellate. I giovani che li detenevano sono stati denunciati, mentre una persona è stata arrestata a Barcellona, dove sono stati scoperti un cantinato ed un deposito abusivo. Decisiva ai fini delle indagini anche la consultazione dei principali social network. La commercializzazione avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Dal messinese al catanese, con oltre 1.000 articoli, la maggior parte di produzione artigianale, sequestrati a Paternò e in piazza Palestro, nel centro storico di Catania. 2 le persone denunciate e scongiurato un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Questi botti sono pericolosi, soprattutto quelli artigianali, per i quali non ci sono indicazioni sull'utilizzo, quindi non sappiamo neanche come sono state trattate le polveri all'interno. C'è un pericolo per i tempi di reazione, per la rumorosità, la pericolosità effettiva del botto, quindi attenzione quando si utilizzano questi prodotti, acquistare solo da rivenditori autorizzati, evitare di toccare prodotti che si trovino per strada. A Biancavilla i carabinieri hanno denunciato un 67enne e il figlio 30enne, titolare e gestore di un negozio nel quale sono stati trovati 34 batterie pirotecniche di categoria F2 e petardi privi di tracciabilità, ed un altro sequestro è stato effettuato dalla polizia nel Palermitano. In un ex opificio nelle campagne tra Misilmeri e Marineo, un 49enne è stato beccato mentre deteneva 2.400 kg di artifizi pirotecnici. Intanto le città predispongono i divieti per l'utilizzo dei botti. Resta da capire se poi verranno fatti rispettare in nome e per conto della sicurezza. Detenuti in rivolta nel carcere di Cavadonna in provincia di Siracusa, a documentare quegli attimi di violenza paradossalmente proprio il cellulare di uno di loro. Francesco Aloi. Sembra la scena di un film, ma è tutto vero. La rivolta al terzo piano del blocco 10, nel carcere Cavadonna a Siracusa. Questo video è stato girato da un detenuto, l'ennesima testimonianza che i cellulari arrivano fin dentro le celle. Una sessantina contro 30 agenti che erano entrati nella terza sezione per riportare la calma. Da giorni, infatti, l'intero blocco protestava per l'acqua delle docce non abbastanza calda e per la presenza di cimici. I detenuti hanno innalzato delle barricate, poi hanno impugnato gli idranti rivolgendoli verso gli agenti, con il risultato che l'intera sezione è stata allagata.
la direzione ha dovuto richiamare 120 agenti per inviarli nei vari blocchi e far rientrare i detenuti. Il problema è scoppiato al terzo piano. Alcuni detenuti facinorosi hanno iniziato a protestare spingendo gli agenti che erano entrati in sezione, quindi spingendoli fuori dalla sezione. Così sono servite diverse ore per mettere fine alla rivolta. Nel frattempo un agente è rimasto ferito, anche se lievemente. Per non lasciare prove, alcuni detenuti hanno distrutto le telecamere di videosorveglianza, senza pensare però che qualche compagno stava registrando tutto questo con il suo cellulare. I detenuti rischiano da 1 a 5 anni, coloro i quali hanno iniziato la rivolta. E se questo ci mettiamo anche le aggravanti, che sono distruzione di immobili dell'amministrazione, minaccia a pubblico ufficiale, quindi il reato diventa molto più complesso. Vediamo adesso come cambierà il volto della città di Catania. È stato infatti presentato stamattina il piano di riqualificazione degli immobili pubblici. Sentiamo Luca Ciliberti. Nel cuore del centro storico di Catania, a pochi passi dal monastero dei Benedettini, si trova l'ex caserma Mocca Gatta, edificio che ha attraversato secoli di trasformazioni riflettendo le esigenze della città e dello Stato. Originariamente convento, poi caserma militare, oggi edificio che risulta occupato abusivamente, ma è previsto un intervento per liberarlo e destinarlo a un progetto di rigenerazione urbana e sociale. L'ex Palazzo delle Poste ospiterà invece la nuova città della giustizia. L'ex educandato Regina Elena di Via Cifali, da anni non utilizzato, diventerà sede del Tribunale dei Minori. Il Castello Ursino, già museo civico, potrà diventare un vero e proprio polo culturale con laboratori e servizi digitali. Catania cambia volto, o almeno questo è l'obiettivo del percorso cominciato oggi con la firma del piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico sottoscritto dal Comune con l'Agenzia del Demanio e l'Università. Valorizzare che cosa vuol dire? Non vuol dire riempire un immobile, ma vuol dire dare la giusta destinazione all'immobile, e questa destinazione non può che essere concordata con il territorio. Il piano degli immobili pubblici di Catania ha un primo portafoglio immobiliare di 17 beni, 12 di proprietà dello Stato, 4 di proprietà del Comune e 1 di proprietà della città metropolitana di Catania. Chiamerai i sindacati per dire sediamoci attorno al tavolo? Abbiamo sempre condiviso i processi di decisione attraverso una partecipazione complessiva, ma se non l'abbiamo fatto preventivamente è solo perché in questo momento non c'è nulla da decidere, ma semplicemente l'avvio di un percorso. Il piano, inizialmente sollecitato proprio dagli stessi sindacati come strumento per intervenire sull'emergenza abitativa tramite la riqualificazione degli immobili pubblici inutilizzati, sembrerebbe ora orientato, dicono gli stessi sindacati, verso logiche lontane dal welfare urbano. Anche Palermo prova a cambiare rotta, soprattutto per quanto riguarda l'emergenza sicurezza, e lo fa con l'assunzione di nuovi vigili urbani. Marco Gullà. Ci potrebbe essere una giovane gang dietro agli spari alla parrocchia dello Zen. Sono tutti giovanissimi, gestiscono la piazza di spaccio del quartiere e non hanno limiti. Girano armati, senza rispetto nemmeno per le istituzioni religiose. Realizzano brevi video che poi pubblicano su TikTok, principalmente accompagnati da musiche neomelodiche o da frasi che inneggiano alla malavita e a Cosa Nostra. Per il parroco della chiesa dello Zen non si è trattata di una bravata, per lui c'è ben altro. Non è solo l'episodio in sé, ma le conseguenze, ha detto padre Giannalia. Se certi fatti diventano normali, il rischio cresce. Lo Zen è chiaramente tra le aree attenzionate, come tutte quelle aree dove si è profilato un livello di rischio, diciamo, maggiore per la presenza individuata di persone, di bande giovanili che diciamo fanno un uso di armi il cui controllo ovviamente non è né facile né immediato. Un clima di insicurezza che parte proprio dallo Zen e che poi si diffonde sul resto della città. Intanto, anche in tema di sicurezza, hanno firmato e saranno operativi da subito 104 nuovi vigili urbani in città. Arrivano da diverse parti della Sicilia e non solo. Nuovi agenti giovani per strada a dare manforte ai presidi di sicurezza nei quartieri. Qualcuno potrebbe dire tanto tonò e alla fine piove. Sì, finalmente sì, 100 vigili che finalmente arrivano a dare una mano concreta all'organico della Polizia Municipale di Palermo. Sono tutti assunti a tempo indeterminato e saranno tutti per strada.
A Bagheria una lite tra vicini è sfociata in una rissa che ha coinvolto ben 6 persone. I dissidi si trascinavano da tempo. Questa volta padre e figlio hanno aggredito i vicini a calci, pugni e pure con un bloccasterzo. Il genitore è finito ai domiciliari col braccialetto elettronico, il figlio minorenne in una comunità. Ed è stato trasferito in una comunità lontana dalla Sicilia il figlio minorenne di una delle amanti del defunto boss Matteo Messina Denaro. La decisione del giudice del Tribunale dei minorenni di Palermo. Laura Spanò. La madre era una delle amanti di Matteo Messina Denaro, indagata per avere favorito la latitanza del boss. 5 giorni dopo la cattura si era presentata ai magistrati di Palermo dichiarando di avere scoperto solo dopo l'arresto che quell'uomo con cui aveva intrattenuto una relazione era tra i ricercati più pericolosi. Ora suo figlio, un bambino che ha meno di 10 anni, per decisione del Tribunale per i minori di Palermo non può più stare a casa, è stato allontanato da un ambiente definito criminogeno e trasferito in una comunità fuori dalla Sicilia. La madre, se consenziente, potrà seguirlo. Anche il padre ha avuto dei guai giudiziari. La decisione è stata adottata dal giudice Nicolaiello, che ha accolto la richiesta della Procura per i minorenni in applicazione del protocollo Liberi di Scegliere, che offre un percorso di riscatto ai minori e ai famiglie legate alla criminalità. Psicologi e assistenti sociali seguiranno il percorso di educazione alla legalità del bambino, lontano da un esempio tutt'altro che virtuoso. Una scelta difficile e dolorosa, ma per ora non definitiva. Se i genitori sceglieranno di dissociarsi dalle logiche mafiose, potranno riabbracciare il figlio. Ad aprile poi un tribunale valuterà se togliere la responsabilità genitoriale. Avrebbe depistato le indagini sull'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella e continuerebbe a farlo anche oggi. Per questo resta ai domiciliari l'ex prefetto Piritore. Maglio Viola. L'indagato ha dimostrato una chiara e pervicace attitudine ad alterare il processo di formazione della prova. Lo scrivono i giudici del riesame nelle motivazioni con le quali hanno deciso di confermare gli arresti domiciliari combinati lo scorso 24 ottobre all'ex prefetto Filippo Piritore, 75 anni. L'alto funzionario dello Stato è accusato di depistaggio nell'ambito della nuova inchiesta sull'omicidio del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, assassinato il 6 gennaio 1980 in via Libertà a Palermo. Secondo le nuove accuse mosse dalla procura, Piritore avrebbe fatto sparire l'unico elemento di indagine dal quale si potevano ricavare prove per risalire agli assassini. Si tratta di un guanto di una mano destra in pelle di colore scuro marrone trovato davanti al sedile della Fiat 127 utilizzata per l'agguato di via Libertà dai 2 killer di Mattarella e poi abbandonata in via Maggiore De Cristoforis. Nonostante l'età e la pensione, per i giudici l'ex prefetto può ancora reiterare il reato, cosa che ha fatto anche durante questa indagine quando è stato ascoltato nel 2024 dagli inquirenti. In quell'occasione Piritore avrebbe fornito ulteriori false informazioni, anche specifiche, perseverando nell'indicare una falsa pista. Un comportamento che lascia trapelare il rischio della ripetizione del reato. L'ex poliziotto aveva detto di aver inizialmente affidato il guanto all'agente della Polizia Scientifica di Natale, che avrebbe dovuto darlo a Pietro Grasso, allora sostituto procuratore titolare delle indagini. Dopo una serie di passaggi, la prova sarebbe finita a un fantomatico agente Lauricella del tutto inesistente. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Fine anno, tempo di bilanci anche per i carabinieri di Catania. Sentiamo Tonino De Mano. Un anno in prima linea, al servizio della gente e tra la gente, con 158.000 persone identificate, 1.280 arresti, 746 servizi coordinati a largo raggio ed oltre 5.000 denunciati. Fine anno, tempo di bilanci anche per i carabinieri di Catania, tante le operazioni portate a termine, dai blitz Mercurio e Naumachia che hanno decapitato cellule vicine ai Santa Paolo Ercolano, all'operazione Cerbero che ha permesso di smascherare un sodalizio affiliato ai custodi milanesi, passando ai controlli del NAS, del NIL e del nucleo ambientale ecologico impegnato in un'intensa attività di contrasto ai reati ambientali. Particolare riguardo alla violenza di genere, come sottolinea il comandante provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla. Oltre 1 migliaio i casi che abbiamo registrato e che abbiamo seguito, ai quali sono derivati 240 casi addirittura dei provvedimenti restrittivi da parte degli autori. Poi un monito. Tantissime armi
che circolano a Catania, ma altrettante che ne sono state sequestrate. E questo è il segno di di un modo di vivere, di un modo di pensare del catanese da una parte, ma anche il segno, anzi soprattutto il segno di una necessità da parte di consorterie criminali di avere disponibilità di armi da poter utilizzare alla bisogna. Repressione ma anche prevenzione, con gli incontri in chiese e parrocchie per sensibilizzare gli anziani contro le truffe nettamente diminuite e nelle scuole con 115 istituti visitati tra Catania e provincia. È tutto pronto al Teatro Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno, in programma il 1° gennaio alle 19, sarà poi trasmesso in diretta su Antenna Sicilia e in replica su Telecolor in streaming sul sito Sicilia Web. Orazio Longo. Un programma che rende omaggio alla tradizione dell'operetta mitteleuropea con pagine celebri di Johann Strauss Jr., Franz Lehr ed Emmerich Kallmann. Il Teatro Massimo Bellini di Catania apre il nuovo anno nel segno della grande tradizione dell'Austria Felix con il concerto di Capodanno, in programma il 1° dell'anno alle 19. Protagonisti saranno l'orchestra e il coro del teatro, guidati dalla bacchetta di Andrea Sanguineti. Una scaletta che si apre con l'Overture dall'opera più nota di Strauss 2, Il Pipistrello, e che prosegue tra gli altri con Lehr e il Paese dei Campanelli di Lombardo e Ranzato. Accanto al direttore Sanguineti, il soprano Donata D'Annunzio Lombardi e il tenore Alessandro Scotto di Luzio, con la preparazione del coro affidata al maestro Luigi Petroziello. Non mancheranno i grandi valzer simbolo di un'epoca come il valzer dell'imperatore e l'intramontabile sul bel Danubio blu, brano simbolo della tradizione viennese, accanto alla polca sotto tuoni e fulmini. Un concerto pensato come augurio collettivo e come celebrazione dei valori condivisi della cultura e del vivere civile, ha commentato il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera di Montesano. Anche quest'anno, nel solco della tradizione, il concerto sarà trasmesso in diretta il 1° gennaio a partire dalle 18:30 su Antenna Sicilia e in replica su Telecolor il 3 gennaio alle 20 con la conduzione di Roberta Lunghi, che passo dopo passo racconterà i brani e gli autori, affiancata da Eva Spampinato, che catturerà la curiosità e il dietro le quinte del concerto. Diretta streaming su Sicilia Web. Uno sforzo importante per la nostra struttura che vedrà sul campo l'intero reparto tecnico e la redazione per portare letteralmente i telespettatori a teatro in un impegno di produzione che è solo il primo di una lunga serie del nuovo anno. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva e con il Catania concentrato sulla sferta di domenica a Foggia. Siamo allo sport, Catania concentrato sulla trasferta di domenica prossima a Foggia che aprirà il nuovo anno, ma la società lavora anche sul mercato. Sentiamo Francesco Triolo. Tra mercato e campionato, il Catania vive così gli ultimi giorni del 2025. La squadra ha ripreso gli allenamenti archiviando di fatto la sosta natalizia e concentrandosi sulla ripresa del campionato con la trasferta di domenica prossima alle 12:30 a Foggia, che Telecolor trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro. Toscano deve necessariamente lavorare a una soluzione diversa rispetto a quanto visto nell'ultima partita. Per la sfida dello Zaccaria infatti il tecnico ha perso Lunetta, squalificato per una giornata, ma ritrova Di Gennaro che il turno di stop lo ha scontato e dovrebbe tornare tra i titolari con il ballottaggio tra Allegretti e Pieraccini per la maglia di braccetto di destra del reparto arretrato. Buoni segnali arrivano da Gherardi in fase di recupero dall'intervento per l'ernia discale, ma non ci sarà per il match di domenica. In tutto questo sono attesi i primi colpi di mercato. Il nome più quotato per aprire la sessione di gennaio è sempre quello di Giovanni Bruzzaniti, per il quale il Catania sta definendo con il Pineto gli ultimi aspetti necessari per perfezionare l'operazione. Attenzione alta sulla difesa con Mirko Miceli, 34 anni, attualmente in forza al Monopoli, che rappresenta un obiettivo concreto per i rossazzurri. Smentita intanto la possibile partenza di Rolfini, al quale si era interessato il Lecco. La punta dovrebbe rimanere in rossazzurro anche nella seconda parte della stagione e la Lega Pro ha ufficializzato anche il programma delle prossime gare dalla 5ª alla 12ª giornata. Ben 4 sfide serali per il Catania, il doppio turno casalingo di venerdì 6 febbraio con il Trapani e martedì 10 febbraio con l'Audace Cerignola. Il big match di Benevento giovedì 5 marzo e la sfida interna con la Casertana il 9 marzo. L'altra partita di cartello, quella in trasferta con la Salernitana, si giocherà domenica 1 marzo alle 14:30. Il derby di Siracusa invece in programma sabato 14 febbraio alle 17:30. Di nuovo al lavoro Siracusa e Trapani in vista della ripresa del campionato. Franco Camarasana. Ripresa della preparazione ieri per Siracusa e Trapani, impegnate domenica tra le mura amiche, il Siracusa con la Salernitana, il Trapani col Casarano.
Vigilia anche di calciomercato con le due società già all'opera per adeguare i propri organici, soprattutto il Trapani che ha cambiato la direzione sportiva della società esonerando Andrea Mussi, sostituendolo con Luigi Volume, il quale, oltre alla gestione sportiva, si occuperà di programmazione e strategie tecniche. Diverse già le trattative avviate, soprattutto in uscita, dovendo la società alleggerire il monte emolumenti. Grandolfo, Fischnaller, Ciotti, Vasquez, Negro e Canotto i giocatori per i quali sarebbero già pervenute delle richieste. Nel Siracusa il presidente Ricci ha chiesto intanto di pazientare ancora qualche giorno per il pagamento del saldo degli emolumenti al 31 ottobre che dovevano essere corrisposti alla ripresa degli allenamenti. Nei prossimi giorni, probabilmente l'8 gennaio, si conosceranno anche i punti di penalizzazione per il mancato rispetto dei versamenti di INPS e IRPEF in scadenza il 16 dicembre. Sul fronte mercato, richieste per Valente, Ba e Alma. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.